Buongiorno, allora io questa mattina sono in compresenza con la Capa Fresca Senior, il quale voleva dire alcune cose. Prego, maestro. Io vi volevo ringraziare, non mi piace, io vi volevo ringraziare per i complimenti che mi avete fatto. Ah, le dice napolitano, se no non ti trova. Vabbè, l'hai detto napolitano, le ringrazio. Io vi volevo ringraziare per i complimenti che mi avete fatto. Vabbè, ma... Grazie e grazie. Ma ti volevo dire, loro lo fanno perché sono persone generose, persone gentili e garbate, solo perché sto fanno, no perché te li meriti. Lo fanno perché l'avrebbero fatto. Non ci capito, che significa? Non mi merda a loro. Sì, sei sempre tu, sì. sempre tu che mi hai provocato. Sì, va bene, tu mi provochi io scatto. Che personaggio. Insomma, poi, capito no? Che personaggio. Comunque noi volevamo cogliere l'occasione questa mattina nel pandino, tutti e due, per spiegare un altro detto della lingua napoletana. Te lo ricordi qual è il detto che volevamo spiegare stamattina? Occhiu bunaril. Occhiu bunaril. Tenawaller è puro scartill. Esatto. Allora, questo detto della lingua napoletana, come esempio, può essere utilizzato, mettiamo il caso che si va a fare una partita di calcetto. Allora, negli spogliatoi, tra compagni di squadra, uno chiede: ma come sono questi qua della squadra avversaria? Occhio bunarello, tenawaller scartill. Bravo, l'altro risponde in questo modo, intendendo dire: non ti preoccupare, perché tanto tutti i componenti della squadra avversaria sono messi così male che il più buono di tutti te la Waller o Scartillo. Ora la Waller, vabbè, merita una spiegazione a sé, sarebbe l'ernia, magari qualche volta la spieghiamo singolarmente. Oppure può dire in un'altra maniera, a Waller oppure a Paposh. A Paposh, sì, che è un sinonimo di Waller, ma magari dicevo lo spieghiamo in un altro video la Waller perché merita una spiegazione a sé questa parola. Va bene, Comunque questa espressione si usa, come dicevo prima, per indicare un gruppo di persone tra le quali nessuno eccelle né per delle grandi qualità né tantomeno magari per la bellezza. È un modo simpatico e ironico per non offendere proprio esageratamente le persone di questo gruppo di cui si sta parlando, ma per indicare comunque che le persone di questo gruppo di certo non sono proprio delle eccellenze. Non sono proprio buone. Non sono proprio buone. Del resto, già l'utilizzo del diminutivo bunariel a posto di buono... Già dice qualche cosa, fatte bunariel. Perché? Che cosa ci dice? Perché si dice bunariel? Bunariel proprio perché per non dire che non è buono, diciamo bunariel. C'era un po' spicciolo praticamente. Esatto, per esempio, se ti faccio assaggiare una torta, un pane in Spagna, no? E dico com'è? E tu mi rispondi... c'è male, bunariel. Ecco, bunariel già in sé indica qualche cosa di mediocre, qualche cosa di abbastanza scarso. Qualcosa di scarso proprio. Esatto. Vabbè, io penso che l'abbiamo spiegata abbastanza chiaramente, no? Penso che siamo stati abbastanza... Chi può capire, capisce. Esatto, chi non può capire, non capisce. E sto cacchio di suo. Attenzione. No, cacchio un po' dice. Io cerco sempre di evitare le volgarità. Ma cacchio non è... No, cacchio si può dire. No, cacchio non è volgare. Vabbè, detto questo, possiamo salutare le persone della pagina. Ti ricordo come salutarmi il persone della pagina? Che a te non ti è piaciuto tanto, come io scherzo con le persone che seguono la pagina. Ma io chiamo sciocchini belli, a te non ti è piaciuto? No, mi piace questo sciocchini bello, è proprio insieme, come che lo mangiare non sa proprio niente. Non ci piace, salutalo a modo tuo, allora, va bene, salutalo come ti piace a te. Come mi piace a me? Non lo so. Non so neanche come mi piace a me. Vabbè, allora salutalo così, semplicemente ciao. Un abbraccio circolare a tutti quanti, lo prima fino all'ultimo, ma un abbraccio proprio forte, che mi avete schiattato in corpo. In senso buono. Senso buono, ovviamente. Vabbè, ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata.